Oggi è una giornata storica. Stop al progetto dell'inceneritore di smaltimento fanghi di Eni Rewind a Marghera. A esprimere parere negativo la Commissione regionale con il Comitato Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale, decisione che di fatto interrompe e boccia senza se e senza ma l'iter delle autorizzazioni che fino ad oggi erano in corso. Il Comitato Tecnico ha ritenuto che non siano state acclarate tutte le garanzie dell'impatto ambientale e sanitario del progetto proposto da Eni. Tra i principali aspetti considerati non chiariti, la combustione dei FAS a temperature ritenute insufficienti per una completa degradazione delle molecole inquinanti. La decisione, per l'assessore allo sviluppo economico Roberto Marcato, rappresenta un segnale chiaro. La tutela della salute pubblica è prioritaria, specie in territori già gravati da decenni di inquinamento come quello di Porto Marghera, dice, dando così ragione di fatto agli attivisti dei comitati che da tempo si mobilitano anche a suon di diffide contro l'inceneritore Eni. Se siamo arrivati alla giornata di oggi senza un'approvazione automatica, ma al contrario con tantissime problematiche per chi voleva proporre un progetto così distruttivo per la salute e l'ecosistema, è grazie al coordinamento dell'inceneritore, grazie ai cittadini e alle cittadine che si sono attivati in questi anni per riuscire a far sì che questo non passasse sotto silenzio. Attivisti che si sono mobilitati anche in mattinata, vista la convocazione del citato Comitato Tecnico Regionale, organizzando prima il presidio a San Tomà nei pressi di Palazzo Balbi a Venezia, poi il blitz lungo il Ponte degli Scalzi, con tanto di striscione e bandiere gialle con le scritte "Veleni, no inceneritore". Oggi ribadiamo ancora una volta, dopo 3 anni di battaglie continue, il fatto che questi impianti sono pericolosissimi, sia quelli per i fanghi sia quelli per i rifiuti urbani, perché comunque la si dica inquinano l'aria, inquinano le acque, inquinano i suoli.